Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a misa d'India fuori, quando alla via Partenope s'aietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzina Andrangheta s'accomoda signora. E allora dietro l'angolo mi strinse ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. I sospirai vedendole, tanto una gamba fuori, come sospirai Cesare per cosce da signora. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son di Milan. Fai bagni qua, certissimo, non mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuoi io posso, oh, grazie, e sammucca signora. E allora fatto un anno magari in due tram, uè. La gente ci guardavano, dissi: signor, scendi. E mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora. E a Frisio non c'è niente, ma i sulle ca signora. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanciare. Ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio, lei mi accompagna allora. E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisia ci magnaimo 200 lire e più. Tornando, immaginatevi, stavo con l'occhio fuori finché all'Hotel Vesuvio scennette qua signora. E allora qui viene il graziosissimo, Cayenne Patrasi. A tutto presentavami: presentami Marie. Ma avevi pigliata proprio un cafone fuori e gettami in da camera e s'assetta signora. E allora mentre proprio a stava per abbracciare, vicino alla porta tuccata s'andette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora, nu cameriere in smoking co conta da signora. E allora ci guardai ma curioso tutte e tre. Lei prese il conto: pagalo, 2083. Con una pensata di spirito dissi: mo non è ora. E il cameriere pratico: pardon signor, signora. E allora lei fa: sei stupido? Qua stupida, madame. 100 lirette taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante camere. E questa che buon'ora, cacevo banche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere mancano e nuà, piglio cappielle subito me ne scennetta là. Trovai ancora taxi, chauffeur, pensione Flora, e glietta trova Amelia che m'aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che vive Chiavanova non sa da mai cagnare.